Buongiorno, ben ritrovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata in cui come sempre faremo la ricognizione della cronaca di queste ultime ore, poi più tardi andremo a Palazzo Balbi dove è in corso il primo punto stampa dell'anno del Presidente Zaia. Parleremo anche di radicchio, dello stop del consorzio del radicchio IGP alla visita di una delegazione americana e ci spiegheranno qual è stato il motivo di questa scelta, e poi da Padova parleremo ancora di degrado dopo la morte di 3 senza tetto che ha fatto, naturalmente ha destato grande impressione, grande cordoglio, ma ha fatto anche discutere su quelle che sono le strategie per l'accoglienza. Allora, intanto andiamo a vedere quello che è successo purtroppo in Romea. Siamo all'altezza di Chioggia, c'è stata l'ennesima vittima della strada in una direttrice, la Romea, che sappiamo essere particolarmente pericolosa purtroppo, visto il traffico consistente che la percorre giorno e notte. A perdere la vita è stato un camionista. La sbandata fatale poco dopo le 20:30, poi il mezzo pesante che finisce in un fossato adiacente, il camionista romeno che muore trafitto da un piccolo palo entrato nella cabina di guida. Un'altra tragedia lungo la Romea, Chioggia, quella consumatasi ieri sera poco dopo il ponte sull'Adige a Brondolo in direzione Ravenna. Il mezzo pesante trasportava un carico di elettrodomestici. Sul posto sono giunte 2 squadre dei Vigili del Fuoco, di Mestre e di Chioggia, le ambulanze del SUEM 118, i carabinieri e la polizia locale. Sbandando a destra, l'auto articolato ha sbattuto contro un palo proprio in corrispondenza del posto di guida. Il camionista è morto sul colpo. La strada non era bagnata e non c'erano altri mezzi coinvolti. Si tratta di una fuoriuscita autonoma. Quanto alle cause, malore improvviso, distrazione, guasto meccanico, saranno i rilievi e l'inchiesta a stabilirlo. Dalla Romea alla Feltrina, all'altezza di Onigo di Pederobba, dove, lo sapete, c'è stato il terribile schianto in cui ha perso la vita un ragazzo poco più che ventenne di Castelcucco, Patrick Mentil. I funerali sono stati fissati, saranno celebrati nella chiesa del piccolo paese della Pedemontana Trevigiana giovedì alle 15. Ciao, sono Patrick. Anche se la mia vita è stata breve, ci tenevo a farvi sapere che questo è un arrivederci, perché sarò sempre in ogni persona che mi ha conosciuto, chi più chi meno, ma ci sono. E poi lui, sorridente sugli sci, come si ritraeva nei tanti video su Instagram nella sua avventura da influencer. In queste frasi scritte sull'epigrafe c'è tutto il senso di quell'entusiasmo che caratterizzava Patrick Mentil. L'ultimo saluto dopo il terribile schianto sulla Feltrina è previsto giovedì alle 15 nella chiesa arcipretale di Castelcucco, esattamente 7 giorni prima di un 23° compleanno che non arriverà mai. Il paese è ancora sconvolto per la sua scomparsa. In questi giorni ha sospeso e fatto slittare gli eventi dell'Epifania per rispettare il dolore e il lutto improvvisi, e una volta di più è pronto a stringersi attorno a mamma Moira, papà Walter, il fratello Jacopo e l'amata Sara. Ci sarà tutta la comunità, ci saranno anche gli ex compagni del liceo Da Ponte di Bassano, ci sarà chi lo ha conosciuto nella community di Instagram in quel percorso di Project No Limits che era diventato il sogno realizzato di Patrick. Un sogno che ha spezzato la sua vita, ma non il suo sorriso nel ricordo di tutti. Ci colleghiamo allora con Palazzo Balbi a Venezia, siamo in diretta con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, sta parlando il Presidente Zaia, sentiamolo. Addominale fa un più un 38,5 anno su anno. Se noi vediamo che c'è una costante, c'è un costante incremento, ma che è giustificabile, sicuramente le patologie, sicuramente l'età, dopo magari qualcuno dirà i vaccini, ma non è questo il tema, perché il trend lo si vede da una vita anche pre-Covid, è rappresentato ad esempio dal fatto che comunque anche avendo una diagnostica sempre più performante è inevitabile che comunque poi ci siano anche molti reperti diagnostici accidentali che portano ad essere sempre più aggressivi nelle cure. Mi spiego, se diciamo, la prevenzione è uno degli elementi che fa crescere i ricoveri piuttosto che l'ambulatoriale specialistica, perché nel momento in cui tu sei una regione che fa sempre in maniera più aggressiva la prevenzione per il cancro alla mammella, poi con tutto quello, anche qui
l'età media dei mammografi del Veneto non supera i 2 anni e mezzo, 3, cioè sembra quasi che noi abbiamo i rottami, qualcun altro ha le macchine ancora imballate, non funziona così. Se siamo disposti a presentare la lista di tutto il materiale, noi ce l'abbiamo con le date di acquisto, e così non vi parlo della diagnostica per immagini, perché non sto neanche qui a dirvi che abbiamo le macchine più innovative che ci siano. Ma per dirvi cosa? Per dirvi che tutte le opzioni di screening, il colon retto, e quindi sangue occulto, eccetera, poi va a darti, nel momento in cui c'è il reperimento del sangue nelle feci, è inevitabile che di conseguenza finisci in gastroenterologia a farti la colonoscopia, e quindi c'è tutto un sistema che si trascina, quindi non vediamo negativamente, vuol dire che siamo sempre più presenti. Se noi paragonassimo gli accessi di oggi con le qualità di cure di oggi e quelli di 30 anni fa, vedremo 2 mondi diversi, vedremo un mondo nel quale ancora si faceva sostanzialmente grande uso delle radiografie, ve le ricordate, i raggi, ecco. Oggi invece l'attacco in quegli anni la facevano i malati terminali, diciamo, che prevedevano, c'era una diagnostica magari per provincia, per immagini con l'attacco. Oggi attaccano, cioè è quasi, diciamo, rutinario utilizzare macchine che allora non avevamo. E prego, il tema del giro di boa. Ma allora, sui medici di base, sicuramente confermo che il 2024 è l'anno tra pensionamenti e altre situazioni, insomma, un po' più difficile, quindi confermo quanto probabilmente diceva il responsabile. Però è altrettanto vero che noi vediamo che i numeri di quelli che usciranno invece nel 2024, quindi per il 2025 e poi per il 2026, insomma, sono un numero molto importanti, e quindi che ci danno sicuramente un momento di respiro. Noi stiamo lavorando, voi sapete, insomma, per quanto riguarda la medicina territoriale, nei tavoli preposti per il nuovo accordo integrativo, la nuova ACN, i tavoli sono aperti, quindi indipendentemente, insomma, anche da polemiche o da cose che abbiamo letto sui giornali, noi abbiamo confermato alla FIMG, che è quella che poi, insomma, ha sollevato alcune questioni, l'apertura totale, insomma, di quelle che sono le discussioni, anche relativamente a quello che è il modello organizzativo per il futuro, che stiamo concordandolo con loro. C'era altro, Ada? Sì, no, però scusate, sul giro di boa per gli ospedalieri sempre 24, 25, 26 o più avanti? Ma sul giro di boa, allora, sugli ospedalieri quello che posso dire io è che sicuramente l'aumento delle specializzazioni da partire dall'anno 2019-20 mi sembra sono aumentate le specializzazioni in maniera molto forte a livello nazionale. 2025. Sapete che noi andremo verso il 2025, voi dovete tener conto anche che noi da questo anno accademico abbiamo aumentato anche i posti in medicina sia a Padova che a Verona, abbiamo aumentato i posti di infermieristica sia a Padova che a Verona. Abbiamo in prospettiva di aprire un nuovo corso di infermieristica a Chioggia, sapete che ne abbiamo già uno ad Adria con Ferrara. Quindi noi stiamo percorrendo tutte le strade, è chiaro che però poi c'è il tempo tecnico di formazione. L'ultima domanda era sul numero dei concorsi. Ce l'ho io. Ce l'ha la dottora Nicchiarico. Sui dirigenti, allora, sul comparto i posti messi a bando nel 2023 sono stati 1029, li abbiamo coperti tutti. Quanti ne avreste? Allora, sugli infermieri c'è una lotta fra poveri, nel senso che potremmo assumerne anche di più, Ma svuotiamo cerchiamo di svuotare. Cioè OS e infermieri, OS e infermieri ce li competiamo un po' fra noi le sono un po' strutture. delicati col territorio. Quindi abbiamo assunti tutti quelli che sono stati in graduatoria, lo spazio per assumerne ancora c'è, come dimostrano anche i numeri, cerchiamo di fare un lavoro equilibrato in accordo con le altre strutture. Come dice? Comparto. Dirigenza, i posti messi a bando sono stati 1023, ne abbiamo coperti 1023, ne abbiamo coperti 390. 390. Posti a bando 1023, questa fra 390 e 1023 è a differenza da quello che avremmo voluto prendere se ci fosse stato in graduatoria. Cioè capite che questo smonta la leggenda metropolitana. 1 a 3. Vuol dire che se abbiamo, perché è spiegata alla signora Maria, vuol dire che se abbiamo 3 ambulatori vuoti, 2 restano vuoti. Questo è il problema. È bacchetta magica, qua non c'era nessuno. Prego. Poi c'è Michele. Ma di questi medici quali mancano? Quali specialisti mancano di più? Ti faccio un esempio: oculistica, dermatologia,
l'emergenza urgenza, che sono poi quelle che sono le liste d'attesa più importanti. Se voi chiedete la lista d'attesa sulla dermatologia, per dire, ma che è un problema che non... Per dire, io ieri ho trovato una signora che mi dice, ma sarà possibile, evito di dire contestualizzare, cioè pago, perché mi parlava di un privato, e non riesco a avere la prestazione, questa è una prestazione fisioterapica, non riesco a averla più di una volta ogni 10 giorni, mi dicono non c'è professionista, cioè così funziona. Anche pediatri, anestesisti. Ma pediatri abbiamo un primo problema che è quello con la libera scelta pediatra ospedaliero, primo problema. E il secondo problema è che non ce ne sono, che è il primo problema. Anestesisti non ne parliamo, ma quella anestesisti è venuta fuori, se ti ricordi, da subito con il Covid, perché il tema abbiamo dovuto riconvertire. Vi ricordate la polemica? Nelle terapie subintensive e intensive ci sono medici che non hanno la specialità. Prego Michele. Presidente, no, volevo dire appunto, per completare quello che diceva il Presidente, le discipline in cui in Italia c'è più carenza sono pronto soccorso, anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, pediatria e radiologia. Anche la Tutti praticamente. volevo Michele. una cosa all'assessore Lanzarina. Addirittura con microfono. Grazie. Mi può completare il quadro sull'influenza per cortesia? Volevo capire, siccome di solito eravamo abituati ad avere il report, se riusciste a darci anche il report dei contagi, dei ricoveri e se abbiamo già dei decessi. Covid? No, Covid, scusa. Influenza. Influenza. Sì, va bene, no, questo lo possiamo sicuramente, insomma, è automatico, quindi lo possiamo distribuire, non è un problema. No, io non ho notizia di decessi per influenza, cioè nel senso comunque diretta, comunque lo verifichiamo. Ci date i contagi e i ricoveri, magari. Sì. Facciamo che ve lo diamo domani. Così lo avete sentito da Palazzo Balbi il presidente Zaia, l'assessore Lanzarine e il dirigente Anichiarico sulla sanità. Dunque questa prima conferenza stampa di inizio anno da parte del presidente del Veneto è stata incentrata, lo avete sentito, sullo stato del sistema sanitario regionale. Sanità veneta che corre ma mancano medici, ha detto Zaia, e quindi questo rimane un vulnus, lo avete sentito ripetere anche per quanto riguarda gli infermieri, molto significativo. Ce li si contende di fatto i professionisti sanitari tra il pubblico e anche il privato, dobbiamo dirlo. Liste d'attesa dimezzate rispetto al resto del paese, ha detto Zaia, con numero chiuso a medicina, che è tornato a definire la disgrazia d'Italia, perché naturalmente non si possono formare nuovi professionisti. Fin qui la sanità, vedremo se tornare tra poco proprio a Palazzo Balbi. Intanto io andrei in diretta da Mansuè, cambiando totalmente tema, con la nostra Francesca Bozza e Denis Susanna, perché parliamo di radicchio. Ve l'ho anticipato prima, l'IGP che blocca in qualche modo una delegazione americana che voleva fare visita a quelli che sono gli apparati, le strutture, il sistema radicchio della nostra provincia, e vogliamo capire come mai c'è stato questo stop. Buongiorno Francesca e al tuo ospite. Buongiorno Lina e buongiorno ai telespettatori. Hai introdotto tu benissimo quella che è la vicenda in sé, che però ha contorni ben più ampi, perché parlando con Denis Susanna, direttore del Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP, buongiorno e grazie per essere con noi, direttore. Buongiorno e grazie a voi per l'attenzione. Queste delegazioni, soprattutto, anzi viene da dire quasi esclusivamente americane, che puntano ormai da tempo sul radicchio, ma forse sarebbe meglio dire, direttore, puntano sul seme del radicchio rosso. Esatto, perché il radicchio in sé è un prodotto fresco, stagionale e deperibile, per cui diventa difficile spostarlo nei mercati molto lontani da Treviso, dal luogo di produzione. Quindi noi siamo bersagliati, ma non solo in Italia, anche quando facciamo le fiere importanti dell'ortofrutta, uno su tutte, la Fruit Logistica di Berlino, da aziende ma anche da produttori che chiedono di avere il seme per poter poi riprodurre questo prodotto straordinario, frutto di un secolo di lavoro, di esperienza, di ricerca, di miglioramento continuo, direttamente in altri continenti, e questo naturalmente è un danno a carico della filiera che noi cerchiamo con gli strumenti di legge che abbiamo a disposizione di difendere. Perché se il radicchio, prodotto finito, è protetto dal marchio IGP,
questo non è altrettanto così per il seme. Esatto, diciamo che purtroppo, ma non ci sono alternative, l'IGP del radicchio nasce nel 1996. Il radicchio di Treviso e il radicchio variegato di Castelfranco sono stati i primi ortaggi ad ottenere il riconoscimento e indicazione geografica a livello europeo. E quindi nonostante siamo arrivati per primi a proteggere il prodotto, il seme purtroppo era già registrato in altre banche dati e quindi non siamo riusciti a proteggerlo nel suo nome. Questo è il motivo per cui siamo sostanzialmente oggetto di attenzione da parte dei produttori, anche perché è più semplice, no? Ti porti via il seme, ti fai la produzione, vedi, ti copi il processo di produzione e cerchi di replicare il prodotto, che è famoso comunque in tutto il mondo. E il seme, insomma, è il vero valore del radicchio. Diciamo che il seme è il vero valore, assieme alla capacità di selezionarlo e di riprodurlo, perché qui sta l'arte, no? E anche il motivo per cui l'Unione Europea ha protetto il radicchio. Quindi il seme, l'acqua di risorgiva, che è comunque ricca di sali minerali perché ha questo processo di infiltrazione nelle falde, da cui poi ci dà il processo di imbianchimento, ma anche il microclima. Quindi diciamo che il produttore offre al mercato un prodotto con queste caratteristiche, che è l'insieme di acqua, sapere, seme e terra e clima. Questa è la forza. Però diciamo che naturalmente queste cose si possono in qualche maniera un po' anche imitare. Ecco, ed è proprio questo che volevano fare quei produttori americani che avevano, ma non è la prima volta, ci diceva il direttore, perché in altre occasioni chiedono direttamente al consorzio o autonomamente si presentano in delegazione proprio da produttori chiedendo di vedere, ed è proprio quello che vogliono capire, cioè la conoscenza, questo secolo di storia che sta alle spalle della produzione di un prodotto unico. Esattamente, e naturalmente noi abbiamo deciso di chiudere le porte delle nostre aziende associate, quindi ci auguriamo che anche chi non è socio del consorzio faccia altrettanto. È un appello quindi che facciamo a tutti i produttori di seme di radicchio di Treviso e Castelfranco, e naturalmente alla ricerca, all'università, ai commercianti, affinché non diano spazio, diciamo, in maniera naturalmente garbata. Non è necessario utilizzare metodi, minacce, però insomma siamo gelosi e ci teniamo a proteggere questo know-how, tenendo conto che l'Unione Europea, come abbiamo detto, lo tutela in tutta Europa, Svizzera compresa. Noi siamo riusciti a estendere il marchio in Australia. Gli accordi internazionali hanno protetto il nome del prodotto anche in Canada. Negli Stati Uniti le politiche sono diverse, c'è una minore sensibilità verso i marchi collettivi, dove invece c'è una lobby molto potente che tende invece a tutelare le aziende proprio che imitano marchi famosi in tutto il mondo. Uno su tutti il Parmesan, l'Asiago, la mozzarella di bufala, ma anche i vini e quant'altro. Quindi l'America su questo, diciamo, anche i salumi. Gli Stati Uniti insomma sono molto aggressivi perché c'è questa lobby industriale molto potente che non sente ragione. Cosa diversa invece anche paesi come la Cina, che invece hanno preso e stanno prendendo a riferimento il sistema dei marchi collettivi, quindi le DOP IGP, proprio perché capiscono che se noi lo abbiamo fatto, anche loro ogni paese ha dei prodotti che può proteggere. Ecco, questo diventa assolutamente interessante. In conclusione, Lina ci raccontava proprio il direttore che spesso gli arrivano le segnalazioni da amici, da conoscenti che vanno in viaggio negli Stati Uniti di radicchio venduto poi con il prodotto, con il marchio Treviso, Castelfranco, Chioggia, quindi si capisce bene quella che è la concorrenza sleale. Un'ultima battuta, pochi secondi, direttore, per una sintesi di questi primi mesi di stagione che non vanno proprio benissimo. Allora, diciamo che noi abbiamo sofferto un caldo eccessivo nei mesi di settembre e ottobre, sono i 2 mesi in cui il prodotto si sviluppa in pieno campo. A novembre, che abbiamo iniziato le raccolte, in realtà sono iniziate anche le piogge, perché novembre è piovuto veramente tanto, il freddo ha tardato un po' ad arrivare e quindi questo ha inciso negativamente sul peso dei cespi, quindi a parità di mazzi, di cespi, di prodotto in campo, in realtà ha corrisposto un peso minore. Pari a?
Circa il 30%, poi il prezzo naturalmente si è adeguato di conseguenza, però noi avremo piacere comunque sempre a livello di produzione di ottenere la massima resa e avere anche dei prezzi che siano accessibili a tutti quanti. Grazie davvero al direttore Denis Susanna. Lina, la linea può tornare a te. Grazie Francesca Bozza ed Alberto Pivetta, grazie al direttore Susanna naturalmente per questo collegamento. Di radicchio torneremo a parlare più tardi con un'altra sfaccettatura, con una storia e un prodotto particolari che ci arrivano da Falzè di Piave con il nostro Lucio Zanato. Intanto noi andiamo avanti con la cronaca. Allora no, andiamo un attimo al Balbi, vediamo il presidente Zaia a che domande sta rispondendo e poi torniamo. Il problema. Lei avrà eventualmente l'energia per affrontare questi problemi della sanità anche nei prossimi anni, eventualmente nei prossimi mandati? Guarda, rispondo alla 1 e alla 2 assieme. Cioè, i dati che oggi vi abbiamo presentato sono dati ufficiali della Regione del Veneto, elaborati dalla Segreteria regionale della Sanità, e quindi sono gli unici dati sui quali ci si può confrontare. Tutto il resto sono fantasie. Prego. Altro? Prego. Cosa c'entra la sanità? Niente. Prego. Altro? Era un modo carino per chiedere. No, è che non conosce la sanità, è ora che ha detto impasticcio su qualcosa che si avvicina. Altro? Grazie. Ma extra, via, extra. No, scusa, per chiedere un'altra cosa. Se era possibile avere un'idea di come sta andando la sanità in Veneto rispetto a chi arriva da fuori regione e invece chi va in altre regioni. La mobilità. La mobilità. Vi portiamo questo magari in un'altra conferenza stampa. Comunque abbiamo una mobilità attiva. Sì, c'è scritto. Altre domande? Prego. Sulla conferma che Elena quindi sarà in aula. Beh, sì, ci vado. Sì, ma ci vado assolutamente. Posso fare una domanda sui farmaci o sequestro, dottora Nicchiari? Sequestra la dottora Nicchiari. Prego. Prego. Altro? Grazie, buongiorno e buon lavoro. Chi deve fare l'intervista? Abbiamo concluso la conferenza al Balbi, adesso vediamo se i colleghi si posizionano per le interviste. Adesso intanto velocemente andiamo a vedere le immagini di un incendio a Ponte Vigo d'Arzere. L'incendio è scoppiato intorno alle 18:30 di ieri al secondo piano di uno stabile in via Ponte Vigo d'Arzere, nella periferia nord di Padova. L'esito poteva essere tragico. Fortunatamente sono solo 2 persone rimaste intossicate e portate in ospedale per aver respirato il fumo. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con 5 automezzi e 13 operatori, il SUEM, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Il rogo è scaturito, con tutta probabilità, dalla camera da letto di un appartamento al secondo piano occupato da una delle famiglie che anni fa risiedeva nell'accampamento abusivo di via Bassette a Mortise. Una famiglia numerosa con 7 figli, tanto che in un primo momento sembrava ne mancasse uno all'appello, poi risultato già uscito. Per questo motivo il padre si è attardato dentro lo stabile, restando intossicato. A innescare il rogo probabilmente un cortocircuito, anche se a stabilirlo definitivamente saranno i tecnici dei vigili del fuoco che sono già al lavoro. Durante le fasi dello spegnimento del rogo, via Ponte Vigo d'Arzere è rimasta chiusa al traffico, con pesanti ripercussioni anche sulla tangenziale cittadina. Allora torniamo a Palazzo Balbi per sentire il presidente Zaia che sta rispondendo alle domande a microfono. Tutti si concentrino sulle proprie attività e visto e considerato che in Regione ne abbiamo molte da fare, ci si concentra su quelle, punto e basta. Poi un invito a tutti, invece di guardare avanti di 2 anni, guardate indietro e vi rendete conto cosa potrebbe esserci fra 2 anni. E guardiamo appunto i dati ufficiali della sanità, dati ufficiali, ha detto non fantasie. Assolutamente sì, sono dati che ci dicono che a parità di organico la macchina sanitaria ha prodotto molto di più dell'anno scorso, con più 4% di ricoveri, più 8% di interventi dell'ULSS e molto altro ancora. Stiamo parlando di milioni di prestazioni, oltre 10 milioni e 800 mila prestazioni ambulatoriali. Stiamo parlando anche di un contesto nel quale la sanità del Veneto ha saputo performare. Siamo primi per trapianti di cuore, di polmoni, fegato, reni. Direi che questa qualità deve essere poi aiutata da assunzioni che non riusciamo a fare sul fronte dei medici. Per il resto abbiamo assunto più di 4.000 persone
però medici non si trovano. È il grosso problema quello della mancanza dei medici. È il grosso problema quello della mancanza dei medici, però sia che nei nostri concorsi su 3 posti banditi solo un medico viene assunto perché 2 posti restano vuoti perché non ci sono i medici. Però c'è anche un incremento della richiesta di prestazioni, è un trend che è in crescita da anni. E come ci si organizza in questa direzione? Perché è vero, mancano i medici, ma sono sempre di più le richieste. Beh, diciamolo poi anche a beneficio dei catastrofisti e dei complottisti, che il trend è in crescita da sempre, nel senso che ogni anno c'è questo incremento che è dato dal fatto che aumenta la qualità della diagnostica, la qualità della sanità. Si pensi solo ad esempio che oggi questa regione che fa in maniera aggressiva gli screening tipo quelli del colon retto, del tumore del cancro del seno, molto altro ancora, è una regione che poi porta pazienti ad essere curati in maniera preventiva, tanto è vero che l'aspettativa di vita si alza sempre di più in Veneto. Presidente, ancora una volta lei ha puntato il dito contro i test d'ingresso a medicina. Ma io sono convinto del fatto che dovremmo garantire ai ragazzi di mettersi alla prova, incentivare di più la selezione che sia meritocratica, come accade e è sempre accaduto, ma fare anche in modo che i giovani iscritti possano anche conoscere l'ambiente della sanità, l'ambiente della clinica, delle sale operatorie, perché altrimenti che selezione facciamo a 19 anni con un test asettico, senza anima, e pensiamo magari qualche volta abbiamo anche scartato qualche futuro grande professionista che non ha passato il test. Il giro di boa quando? Guardi, per la medicina di base e l'ospedaliere io penso che, viste le assunzioni, le iscrizioni che sono state garantite, si potrà avere nel 2025-2026. Dopodiché noi pensiamo di recuperare già nel 2024 sul fronte delle prestazioni, però questo lo presenteremo con un programma. Ad oggi non posso anticipare oltre. Però lei criticava le programmazioni di 5 anni in 5 anni, ha detto anche per la sanità il mercato sia fatto dal mercato stesso. Ma assolutamente sì, come accadeva in passato, tant'è vero che la nostra preoccupazione deve essere quella di una ottima formazione, di avere degli ottimi professionisti, di avere selezione sul campo dei futuri professionisti, di fare quello che accadeva in passato o che accade per altre facoltà, ma non per medicina. Presidente, per quanto riguarda le europee, Salvini ha detto io voglio rimanere ministro e ha fatto il nome del generale Vannacci. Lei come commenta? Ma che non ne so nulla, ho letto anch'io, il segretario è la persona incaricata di scegliere, di fare, di comporre le liste e farà una proposta poi quando sarà il momento, visto considerato che anche qui stiamo parlando mesi prima, visto considerato che poi, se non ho capito male, si andrà a votare a giugno, quindi è verosimile che le liste verranno presentate a fine aprile. Martedì sarà in aula? Sì, sarò in aula, ma penso che non sia una novità. Ci vado per coerenza, non sarà un voto politico, perché stiamo parlando di un tema etico. Voglio anche ricordare, onde evitare che si diffondano ulteriori leggende metropolitane, che il Consiglio regionale è chiamato a trattare una proposta di legge di iniziativa popolare, perché sono state raccolte le firme, di un'associazione. La legge non istituisce la pratica del suicidio assistito, come la chiama qualcuno, perché esiste già in virtù una sentenza in Italia, ma questa legge stabilisce dei tempi nelle risposte. Che è civile e rispettosa dei cittadini, penso sia l'unica a livello nazionale che davanti a una legge di iniziativa popolare con firme raccolte ha l'obbligo di trattare entro 6 mesi questa legge. Presidente, scusi, ultima domanda. Per quanto riguarda il Configliacchi, quello che è successo nei giorni scorsi, si aspetterebbe un via libera da parte della Regione di vendita alla provincia che vorrebbe costruire una scuola. Questo via libera come mai non arriva? No, guardi, non è che come mai non arriva non glielo so dire, nel senso che sono pratiche all'interno della Regione e cercheremo di capire anche qual è lo stato dell'arte, cioè non immagino che ci sarà una giustificazione, ci sarà una motivazione, ma non gliela so dire qui su due piedi. Senta, RSA anche quelle sono in sofferenza, non solo perché mancano i posti, quindi non c'è l'offerta, adesso si alzeranno le rette, si chiede che il tema anziani entri nell'agenda di governo, la Regione può farsi da tramite? Ma la Regione solleva da sempre il problema del sociosanitario, della parte del sociale. Noi abbiamo 300 case di riposo in Veneto e non dipendono dalla Regione, questo deve essere chiaro perché spesso si fa questa confusione. E abbiamo circa 30.000 ospiti, quindi è un tema che sarà sempre più incalzato e penso che a livello nazionale si dovrebbe agire proprio ad hoc rispetto a questo tema, che è un tema di aiuto
delle fasce della popolazione meno abbienti, che hanno più difficoltà nell'assistere una persona non autosufficiente. Il tema dell'invecchiamento della popolazione saranno le grandi sfide, e sfide che dobbiamo affrontare tutti assieme. Buon lavoro ragazzi. Avete sentito il Presidente Zaia dal Balbi, il quadro sulla sanità veneta in questo inizio anno. Allora noi tra pochissimo torneremo a collegarci con i colleghi che sono nel territorio. Intanto andiamo avanti con la cronaca. A fornire le sostanze stupefacenti ritenute responsabili della morte del giovane 3 per Cristian Trolese a Camponogara sarebbe stato uno spacciatore di 22 anni di origini albanesi trasferitosi in Italia da pochi mesi. Il giovane, identificato grazie al numero di cellulare utilizzato dalla vittima per ordinare la droga, è stato fermato e arrestato. Nella sua vettura gli investigatori hanno rinvenuto 305 dosi di cocaina già confezionate, pronte per essere vendute al dettaglio. La procura ha aperto un ulteriore fascicolo d'inchiesta a carico del 22enne, nel quale viene formulata l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, ovvero di aver fornito la droga poi risultata fatale a Trolese. Secondo gli inquirenti non si tratterebbe dunque di un suicidio, più probabilmente il giovane ha esagerato nell'assumere stupefacenti assieme a farmaci e il mix è risultato fatale. A stabilire le cause della morte sarà l'autopsia, che verrà disposta nei prossimi giorni. E poi c'è la morte che ha lasciato davvero la comunità di Marcon sotto shock di una mamma quarantenne, Sara Caretto, deceduta nei giorni scorsi a Londra mentre si trovava in vacanza con il marito Danilo, i loro 3 figli di 17, 14 e 10 anni e in compagnia di alcune coppie di amici. Sulle cause del decesso al momento si sa poco. Secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe improvvisamente avvertito un malessere, sarebbe stata subito condotta in un ospedale della capitale britannica, dove poi, nonostante le cure prestate dai sanitari, è morta. Alcune persone che la conoscevano e la frequentavano dicono che non c'era assolutamente nulla che potesse far presagire un epilogo così tragico, anche perché, a detta di tutti, la donna non accusava disturbi e quindi almeno apparentemente godeva di buona salute. Della vicenda sono state interessate anche le forze dell'ordine, contattate per le formalità relative al rimpatrio della salma dall'Inghilterra. Allora, vedo il nostro Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto già pronto, ve l'avevo anticipato poco fa. Torniamo a parlare di radicchio. Allora, da una parte i consorzi che difendono questa eccellenza del nostro territorio, dall'altra chi un pochino se lo reinventa, diciamo così. Lucio, buongiorno e la linea a te. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo in piazza Falzè di Piave, quindi siamo nel comune di Sernaglia della Battaglia e sono con 2 giovani imprenditrici e l'assessore all'agricoltura del comune di Sernaglia, quindi sono beato tra le donne perché con Nicoletta io sono l'unico maschio presente qui in piazza in questo momento, ma siamo qui per parlare di radicchio e di un radicchio particolare perché Laura Guizzo, che è la signora che vedete qui, praticamente si è inventata da concorso con l'Oscar Green di Coldiretti proprio la realizzazione del radicchio essiccato, cioè un radicchio che si può utilizzare tutto l'anno, un radicchio che però mantiene le proprie particolarità. Siamo venuti qui perché stiamo girando una puntata di agricoltura veneta, allora passo dietro, perché non si passa mai davanti a una signora, passo dietro all'assessore che si mette comunque qua vicino. Allora intanto Laura, tu raccontaci come mai ti è venuta questa idea. Questa idea ci è venuta perché c'è dietro a tutto questo lavoro c'è anche mio marito Roberto, perché molti clienti ci chiedevano il radicchio anche fuori stagione. Già fine settembre chiedevano il radicchio, continuavano poi anche verso aprile perché con la Pasqua qualche risotto si mangia volentieri. Ovviamente la nostra produzione terminava o iniziava molto, molto in mesi diversi e quindi da lì, per non fare il classico preparato per il risotto, quindi già riso e radicchio, ci siamo inventati di essiccare solamente il radicchio. Faccelo vedere così lo facciamo vedere un attimo. Ecco, questo qui è il prodotto Lina ed è un prodotto che può essere utilizzato tutto l'anno. Può essere utilizzato tutto l'anno, non solo per il risotto, può essere aggiunto alle torte, può essere aggiunto alle creme, alle salse e quindi è nato un prodotto totalmente diverso da quello che si trova solitamente in commercio. Ecco, sottolineiamo che voi
voi fate radicchio rosso tardivo, non di Treviso, perché poi c'è tutta la polemica. Esattamente, noi ci teniamo sempre anche con il cliente a specificare che non facciamo parte dell'IGP, il nostro è un radicchio rosso tardivo. Ecco, allora da produttrice come vedi questo discorso della tutela del marchio da parte del consorzio nei confronti ad esempio di questo gruppo di americani? È una cosa molto importante e io come produttrice insieme a mio marito cerchiamo sempre di difendere quello che è il prodotto e cerchiamo di difenderlo anche dicendo il nostro non è un radicchio di Treviso. Ecco, allora io adesso passo dietro anche a Laura e vado invece da Arianna. Lei invece da anni alleva capre murciane, quindi sempre zona del quartiere del Piave. Per voi il chilometro zero, perché la cosa che tengo a sottolineare è che noi siamo qui e loro sono quasi delle pioniere, perché qui cercano di fare il mercato più vicino possibile, quindi per voi è importante il contatto diretto col cliente perché vi aiuta a tenere i prezzi abbastanza accettabili. Certo, assolutamente sì, e questa è proprio la nostra idea come azienda e appunto verso il consumatore finale di fare proprio questo, come dici tu. Voi avete cominciato quanti anni fa tu e tuo marito? Noi abbiamo iniziato nel 2017. E devo dire che gli sta funzionando bene perché non solo hanno aumentato le capre, ma hanno anche aumentato la famiglia perché hanno fatto 2 figli. Abbiamo raccontato con l'agricoltura la loro storia. Allora, velocemente, perché so che ho pochissimo tempo, adesso passando sempre dietro alle signore come si fa, vado dall'assessore all'agricoltura, l'assessore Leonora Antoniazzi. Assessore, voi come amministrazione cosa fate per aiutare queste giovani imprenditrici e in genere la produzione a chilometro zero? Noi cerchiamo di dare sostegno a queste attività e proporre anche la possibilità di andare direttamente al pubblico. In effetti abbiamo cercato di ideare questo mercato a chilometro zero, mercato agricolo, in modo che ci sia la possibilità anche di assaggiare questi prodotti che sono delle eccellenze. Ecco, teniamo presente che noi siamo nel cuore del prosecco, attenzione, per cui la diversificazione per quanto riguarda l'amministrazione di Sernaglia è importante. È molto importante perché la monocoltura porta solo all'impoverimento del terreno e specialmente l'area che abbiamo noi all'interno del nostro comune è un'area molto delicata per la vicinanza di fiumi e attività che devono essere preservate, oasi naturali, e cerchiamo appunto di incentivare quella che è la diversificazione del prodotto che abbia meno necessità possibile di trattamenti. Ecco, ultima battuta, perché l'agricoltura qui a Sernaglia serve anche come reinserimento sociale. Sì, abbiamo un progetto che abbiamo già iniziato con la presentazione di ragazzi a queste attività agricole. Ragazzi fragili che hanno già avuto il contatto sia con l'azienda Laura e anche con Arianna e altre 2 attività agricole che sono sempre all'interno del nostro territorio. E quindi i ragazzi che hanno difficoltà troveranno probabilmente un futuro proprio in mezzo ai campi. Possibilità di inserimento come attività agricola, sceglieranno poi quella che è la più idonea al loro interesse e capacità. Ecco, Lina, giusto per chiudere, venendo qui io ho trovato anche un altro scuppettino davvero particolare perché riguarda il Clinto. Pensa che in questa zona qui stanno portando avanti un progetto bellissimo su quest'uva che è stata tanto demonizzata e che invece fa parte della nostra storia, ma non vi diciamo di più perché sarà tema di una delle prossime puntate di Agricoltura Veneta. A te, Lina. Non spoileriamo. Grazie Lucio Zanato, grazie ai tuoi ospiti, grazie a Nicoletta Rizzetto che è insieme a lui. Allora noi adesso, grazie alla nostra regia Alessandro Granziera, Renato Capoia, andiamo qualche istante in pubblicità, torniamo tra pochissimo, ancora collegamenti, ancora cronaca. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Noi riprendiamo dalla cronaca, andiamo sull'altopiano di Asiago dove sappiamo è arrivata la neve, ma a quanto pare sono arrivati anche dei disturbatori, dei vandali. Vediamo. Arriva la neve in altopiano e arrivano pure i vandali della neve. Neanche il tempo di tirare a lucido le piste per lo sci da fondo nel comprensorio di 7 comuni che già qualcuno ha ben pensato di dare vita a una serie di scorribande sulle aree destinate agli sport invernali. È accaduto qualche sera fa ad Asiago e anche a Gaglio, dove un gruppo di giovani armati di fuoristrada è arrivato a Campomulo per una sarabanda sulla neve. I mezzi hanno devastato il fondo, ma le immagini della scorribanda sono finite sui social e hanno fornito informazioni fondamentali.
A fronte dell'ennesima segnalazione di questi mezzi fuoristrada in chiaro assetto da fuoristrada pervenutaci per presunti o tali danni recati all'inizio delle piste di fondo, grazie a Dio siamo riusciti ad intercettare un 5-6 fuoristrada in chiaro assetto appunto di questo tipo, e i carabinieri hanno già effettuato i rilievi delle targhe e dei mezzi. Le forze dell'ordine sono già state avvisate e hanno tutto il materiale per risalire ai proprietari dei veicoli. Multe in arrivo, quindi, e forse non solo quelle, ma a ferire l'altopiano è soprattutto il poco rispetto per il lavoro degli altri, per una risorsa fondamentale per il territorio. Speriamo che questa volta questi signori possano, nel limite del divertimento, non danneggiare il lavoro degli altri, perché divertirsi sulla neve è consentito ovviamente, ma non è assolutamente consentito rovinare con questi mezzi il lavoro degli altri, il lavoro di chi magari si cimenta di notte per preparare le piste, preparare un comprensorio per poi far sì che i turisti e i cittadini possano usufruirne come servizio e come elemento di sport. Tolleranza zero, lo conferma anche Munari. Tolleranza zero per chi viene e arriva a Campomulo con mezzi atti a rovinare il lavoro degli altri. Chi ha spesso e volentieri purtroppo rovinato queste vacanze, queste festività, chi magari era assente da casa, sono i ladri. Andiamo a Gazzo, in provincia di Padova, nell'Alta Padovana, dove c'è stata una casa svaligiata con tanto di flessibile per sventrare la cassaforte. I proprietari di casa sono usciti per un paio d'ore e i ladri ne hanno approfittato. È accaduto a Gazzo, Alta Padovana. I malviventi, evidentemente professionisti del crimine, hanno tenuto d'occhio la famiglia, che è uscita a fine pomeriggio lasciando la casa vuota. A quel punto i ladri hanno forzato una vetrata antisfondamento e sono entrati da una finestra. Hanno messo a soqquadro tutte le stanze, rovistando ovunque, fino a trovare una piccola cassaforte che hanno aperto con un flessibile che avevano al seguito, altra conferma che si trattava di esperti. Il bottino, 1.500 euro in contanti e gioielli, ancora da quantificare con precisione. A rientro l'amara scoperta e il triste spettacolo di cassetti e armadi aperti e rovesciati ovunque. Immediata la denuncia ai carabinieri di Cittadella, che si sono recati sul posto per i rilievi. Un furto dunque. A Vicenza c'è un allarme rapine su cui è tornato a intervenire il sindaco Giacomo Possamai. Un coltello puntato alla gola, poi si consuma la rapina. Via Natta, quartiere di uffici su cui si apre un parco. L'ultima aggressione a Vicenza avviene qui, a poche centinaia di metri da via Periz, dove invece un'altra donna è stata aggredita nel parcheggio. Il rapinatore sarebbe lo stesso uomo, o almeno la descrizione potrebbe coincidere, un quarantenne di origine africana. Gli investigatori della squadra mobile stanno indagando sull'ipotesi di un rapinatore seriale che si muove tra Santa Bertilla e i Pomari. Ci siamo sentiti questa mattina con il prefetto e l'intenzione è quella di convocare un comitato di ordine pubblico e sicurezza in questa settimana, già per capire subito come intervenire. Chiaramente come amministrazione comunale abbiamo il dovere di fare la nostra parte, penso all'iniziativa dei vigili di quartiere, alla presenza della polizia locale nei quartieri. Certo che c'è bisogno di un intervento anche da parte di altri livelli. Apprendiamo con favore che il sindaco Possamai finalmente si è attivato e ha raccolto l'invito a chiamare il prefetto per convocare un tavolo per il comitato ordine e sicurezza. È necessario intervenire con il pugno duro per fermare questa ondata di crimini sia in centro storico che nei quartieri periferici. Abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno di contrasto al degrado. Queste sono le battaglie per il futuro che chiediamo all'amministrazione comunale. È importante investire quindi sulla sicurezza. La recrudescenza degli episodi criminali a Vicenza fa discutere. I vicentini non si sentono sicuri nella loro città, soprattutto quando il buio cala per strada. E la questione accende un aspro confronto politico con il centrodestra che attacca. Santa Bertilla e zona Pomari sono due bombe sociali che rischiano di esplodere a breve. Per questo abbiamo deciso di creare dei veri e propri comitati di quartiere ad hoc, principalmente riguardanti il problema sicurezza.
e lo faremo a partire dal 16 gennaio in via Tonda Ravella. I comitati Aiutiamoci a difenderci saranno un costante strumento di pressione nei confronti delle istituzioni e dell'amministrazione comunale. Un martello di proposte concrete per chi non riesce a dare risposte a esigenze primarie. E mentre brucia la diatriba politica, il sindaco invoca la certezza della pena e invita il Parlamento a lavorare per una revisione del codice di procedura penale. Certo, serve un intervento legislativo e serve il fatto che la certezza della pena venga davvero assicurata e garantita. Adesso andiamo a Padova, dove torniamo sulla tragedia dell'ex Configliacchi, 3 giovani morti per le esalazioni, 3 senza tetto. Allora, Valentina Visentini e Federico Cibotto, vedo Valentina già pronta. A te la linea, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, perché ovviamente dopo la tragedia del Configliacchi si vengono puntati i riflettori su quelli che sono gli edifici abbandonati in città e che spesso vengono scelti, proprio come è accaduto per l'ex stabile del Configliacchi, come luogo di riparo per alloggi di fortuna tra la sporcizia, soprattutto in notti fredde come questa. Le temperature nelle ultime ore sono calate di molto e quindi fa molto più freddo di notte. Tanti sono i senza fissa dimora che cercano un posto per dormire. Io ad esempio mi trovo vicino al cantiere dell'ex Palazzine Liberty di Piazzale Boschetti, siamo vicino alla stazione di Padova, una zona insomma anche molto critica spesso proprio per le situazioni di marginalità e di fragilità. Vedete com'è facile entrare anche in questo stabile, i pertugi sono molti e ci sono anche qui i resti di un fuoco e di alcuni farmaci abbandonati e alimenti. Perché anche questo è uno dei luoghi scelti dai senza tetto, e qui con me c'è la dottoressa Fausta Ortu di Medici in Strada. Perché? Perché situazioni come quelle dei 3 ragazzi giovanissimi morti all'interno dell'ex Configliacchi sono storie difficili da intercettare anche per i servizi sociali, perché spesso sono le persone, i giovani stessi a non voler essere avvicinati. Però insomma Medici in Strada uscendo di sera riesce a intercettare queste situazioni e a portare insomma un po' una mano, un conforto, un sollievo. Sì. Buongiorno, sì, rappresento Medici in Strada, è un'associazione che opera da diversi anni in città e per quanto riguarda proprio l'assistenza alle persone in strada, noi abbiamo un programma che ci vede 2 volte alla settimana, il mercoledì e il sabato dalle 19:30 in poi per circa 1 ora e mezzo siamo presenti in stazione e operiamo spesso anche con altre associazioni che sono lì presenti, Arca, Associazione Arca o con la Croce Rossa, e arriviamo con il nostro furgone, con il nostro camper attrezzato, distribuiamo quello che è possibile raccogliere per noi. Sono donazioni che noi stessi acquisiamo, coperte, giacche, materiali vestiti che possano in qualche modo mitigare il rigore invernale. I nostri non voglio chiamarli utenti perché ovviamente le persone che si rivolgono a noi sono soprattutto giovani uomini, quindi persone grosso modo d'età compresa tra i 20 e i 40 anni, ma ci sono anche persone più anziane e sono persone anche italiane o straniere per la maggior parte comunque, e oltre appunto a dare così abbigliamento, coperte anche, cerchiamo di somministrare dei pasti. Noi come associazione non abbiamo la possibilità di confezionare, cioè di cucinare dei pasti, però consegniamo dei pasti, per esempio, che le cucine popolari di Padova confezionano, oppure dei cibi già pronti in busta, ecco. E la gente che si rivolge sono persone appunto quasi tutte che vediamo una sola volta, ma alcune vengono più di una volta. Ecco, per voi è un po' difficile mappare, però avete un numero che può fotografare la situazione. Sì, diciamo che grosso modo sono alcune decine di persone che si presentano a noi, a volte anche su 30 persone, 20-30, ecco. Sono persone che a volte non sanno dove rivolgersi, e noi stessi abbiamo come obiettivo quello di riorientarli verso servizi
servizi che comunque sono organizzati in città, ecco, quindi servizi sociali laddove appunto possono agire, oppure anche servizi per la distribuzione di pasti regolari. Le donne e i bambini non sono presenti, fortunatamente. Sono soprattutto, ecco, queste persone. Spesso, oltre al disagio abitativo, si uniscono problemi di abuso di stupefacenti, insomma, e quindi c'è anche questa situazione che carica il dramma di queste persone. Noi cerchiamo di fare il nostro possibile, siamo dei volontari, non giudichiamo ovviamente, lo facciamo con passione, lo facciamo con regolarità, ecco, e questo è il nostro mandato. Grazie dottoressa Orto anche per questo per questa testimonianza e per il vostro impegno. E intanto prosegue l'indagine sulla morte dei 3 giovanissimi stranieri trovati senza vita all'interno dello stabile dell'ex Configliacchi. Uno di loro ancora non è stato identificato. Non è ancora stato identificato il terzo straniero morto all'interno dell'ex istituto Configliacchi di Viareni a Padova insieme ad altri 2 giovanissimi tunisini asfissiati dalle esalazioni letali di un braciere che avevano acceso per scaldarsi. In procura è stato aperto in queste ore un fascicolo di indagine. Il pubblico ministero, per escludere ogni dubbio, ha disposto l'autopsia sui 3 corpi. La tragedia è avvenuta sabato notte nelle stanze del degrado dello stabile abbandonato nel cuore del quartiere Arcella. Purtroppo è il triste epilogo della storia di questo edificio, lasciato in stato di abbandono da oltre 10 anni, è diventato un luogo di bivacco scelto da sbandati senza fissa dimora come alloggio di fortuna tra sporcizia e l'immondizia. Per chi vive nel quartiere Arcella, la morte dei 3 giovanissimi stranieri è una tragedia annunciata, come spiega lo scultore Elio Armano, che da anni denuncia il degrado dello stabile del Configliacchi, abbandonato in disuso per un impasse burocratico. La Regione deve dare l'autorizzazione, e non la dà, ad un'operazione di compravendita tra il vecchio istituto dell'IPAB del Configliacchi, che ha bisogno come il pane di quattrini, perché questo è un capitale morto, fermo, vergognosamente, ripeto questo aggettivo, e di darlo alla provincia di Padova per fare una scuola che serve, e l'ho dimostrato da molti anni, tant'è che deve occuparsi di succursali. Quindi la tragedia annunciata è tale ed è difficile che qualcuno se ne lavi le mani, specie davanti a questa vicenda così tragica. Dalle finestre chiuse dalle grate si aprono scorci di miseria, le stanze del degrado. È in una di queste che sono morti 3 stranieri, 2 di loro sono tunisini di 24 e 18 anni con precedenti per spaccio, irregolari sul territorio. Per entrare nell'edificio aprono varchi nelle recensioni come questo ancora visibile, e qui allestiscono i loro alloggi di fortuna con bracieri che possono essere letali per le loro esalazioni negli ambienti chiusi. Sul caso è intervenuta anche l'assessora al sociale di Padova, Margherita Colonnello. E duro attacco allo stallo della Regione sul caso proprio della struttura Configliacchi di Padova arriva dalla consigliera regionale Dem Vanessa Camani, che parla di una mancanza di decisione della Giunta di portare in discussione la delibera sulla compravendita dell'immobile in stato di abbandono, lo avete visto da anni. Ecco le sue parole ieri sera al Ring su Antena 3. Questo è l'esempio plateale di come l'inefficienza della Regione del Veneto, l'incapacità di stare in mezzo ai problemi delle persone determini degli stalli incomprensibili. E guardate, non è un cavillo burocratico, è la necessità di avere il coraggio di portare in giunta una delibera che riveda il valore dell'immobile sulla base di una perizia fatta da un incaricato del Tribunale di Padova che determina e che ha determinato, a mio giudizio, il valore oggettivo dell'immobile di cui stiamo discutendo. Ora, è su queste questioni che si gioca la discussione politica e che si dovrebbe, sarebbe... Il perito ha detto 2,4 milioni. Che quindi sarebbe un po' pochino per la Regione, dice, no? Forse perché è troppo non lo so, svalutato. la Regione ha fatto una delibera di giunta del, mi pare, giugno 2022, in cui dice che l'immobile vale 3 milioni. Cioè non siamo distantissimi. Tant'è che di fronte a 2 valutazioni diverse
si è scelto di chiedere al Tribunale di Padova di indicare un perito, una terza parte, che dicesse quanto vale oggettivamente l'immobile. Ma ne stiamo discutendo da anni. Il Comune di Padova e la Provincia di Padova hanno fatto un ambizioso progetto di recupero dell'immobile, in parte già realizzato con l'acquisto da parte del Comune la parte di edificio fronte strada, sì, e la volontà e la disponibilità della Provincia di acquistare il resto dell'immobile. Il fatto che da anni stiamo litigando su questa cosa con la Regione del Veneto e con quella giunta regionale che non ha il coraggio di portare la delibera di modifica dell'importo, e oggi io credo, ma lo dico davvero senza polemica o voglia di strumentalizzare, tutte le parti politiche dovrebbero osservare con la giusta sensibilità ciò che è accaduto dentro quell'edificio, sì, esatto, dove sono morte 3 persone, e dire cosa si può fare, quantomeno perché questo non accada. Mi aspetto domani mattina che la Giunta faccia il suo ruolo, il suo compito. Non è uno stallo burocratico, è una mancanza di volontà di risolvere una situazione. Questo dunque l'attacco di Vanessa Camani sulla morte di questi 3 giovanissimi all'ex Configliacchi di Padova. E allora proprio con questo argomento io vi introduco i nostri ospiti, che sono Francesco Biasin e Vincenzo Lattanzio, entrambi educatori professionali dell'ULSS 2 di Treviso, educatori storici potremmo dire dell'ULSS 2. Buongiorno e ben trovati entrambi. Buongiorno. Noi li abbiamo invitati per parlare appunto di ragazzi, di giovani. Qua naturalmente Vincenzo e Francesco siamo in una situazione estrema, no? Certo. Qui abbiamo 3 ragazzi giovanissimi, addirittura 18 anni, stranieri, morti in una condizione che io definisco inaccettabile onestamente nelle nostre città in questo momento storico. Abbiamo visto cosa è successo anche al Parco Appiani, qui a Treviso, qualche settimana fa. Morire di stenti o morire perché non si riesce a scaldarsi o non si ha una casa, onestamente a 20 anni peraltro sani eccetera, grida davvero vendetta. Vincenzo, cosa ne pensi? Fa molto effetto questa notizia, nel senso che sapere che sono morti così giovani mi fa molto effetto, e pensare che comunque dovremmo riuscire un po' alla volta veramente a trovare degli spazi per queste persone dove non vengono alloggiati per non fare niente, ma insomma in qualche modo vengono coinvolti a fare qualcosa per se stessi ma anche per gli altri. Francesco, perché poi c'è il tema della gestione giovani anche tra i nuovi immigrati. Sono per lo più ragazzi giovani, giovanissimi, per non parlare dei minori non accompagnati. Io credo che siano delle grosse sconfitte sociali nostre. Quando sentiamo queste notizie rimaniamo, io almeno, triste, perché poi sono ragazzi che arrivano con delle storie personali particolari e probabilmente arrivano qui con certe speranze, inutile negarlo, e probabilmente non sono accolti in dovute maniere. Sono gli invisibili e sono quelli che fanno più male poi quando non ci sono più. Allora, noi andremo in pubblicità adesso, andiamo in pubblicità qualche istante, poi riprendiamo il tema dei ragazzi, che è molto ampio naturalmente, lo collegheremo anche, senza pensare male, a certi episodi di vandalismo che sono avvenuti nel territorio in questi ultimi giorni, ma poi cerchiamo di dare anche qualche strumento a chi ci ascolta da casa per rapportarci ai ragazzi di oggi proprio attraverso gli educatori che lo fanno ogni giorno. Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, riprendiamo il nostro dialogo con Francesco Biasin e Vincenzo Lattanzio, educatori professionali dell'ULSS 2, sui giovani di oggi, sui ragazzi delle varie età, perché noi anche come giornalisti, come operatori del telegiornale, vediamo che sono sempre più spesso chiamati in causa anche in fatti di cronaca giovani e giovanissimi purtroppo, e c'è chi invece ci lavora ogni giorno nei consultori che può anche darci, appunto come dicevo prima, qualche strumento per comprendere, capire e rapportarci con i ragazzi. Allora Francesco, partiamo da te. Voi operate a livello di consultorio con naturalmente varie figure professionali che vanno dagli 0 ai 18 anni, abbiamo detto. Tracciamo un ritratto dell'adolescente di oggi, ok? Ci proviamo? Sì, è complesso perché sono complessi i giovani di oggi, lo sappiamo, perché sono complesse le famiglie dei giovani oggi, e io porto sempre l'esempio delle famiglie perché poi noi, tramite i nostri 2 servizi principali che sono l'età evolutiva e il consultorio, abbiamo
la prima porta la facciamo con i genitori che arrivano disperati da noi perché non capiscono più i figli e c'è sta cosa che non so, sicuramente dopo il Covid la cosa si è accentuata, però probabilmente è sempre stata latente, con un sacco di altri file che vanno comunque ad aggiungersi al mondo del giovane, perché quando parliamo di giovane poi ci sono le compagnie storiche. Io e Enzo siamo ormai la storia degli educatori, perché comunque iniziavamo ad esempio a fare gli operatori di strada 30 anni fa. 30 anni fa c'era ancora un punto di aggregazione, si creavano i centri giovani. I centri giovani non ci sono più, perché adesso i ragazzi di oggi viaggiano all'interno dei social e anche questo fa parte della complessità dell'essere giovani. E dopo c'è sta grossa cosa che preoccupa un po' tutti noi anche a livello professionale, che da una parte è rabbia, e quindi ci sono i ragazzi quelli che spaccano tutto, ci sono i baby bulli, quelli che troviamo in centro il sabato e la domenica, che in gruppo si fanno forza e distruggono tutto, e poi ci sono quelli che probabilmente ci preoccupano ancora di più, che sono gli isolati sociali e sono in forte aumento, quindi questi ragazzini che noi tramite la nostra operatività riusciamo disperatamente su richiesta della famiglia a contattare, ad agganciare. Noi usiamo sempre il termine aggancio perché una volta che noi riusciamo ad agganciarli, quindi vuol dire avere una relazione con loro, che è quello il punto forte, probabilmente poi da qualche parte i ragazzi ci portano, non li portiamo noi, non li portiamo mai noi, sono loro che ci portano. Vincenzo. Sì, mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto Francesco sì, la dispersione scolastica purtroppo anche qua nel Veneto sta un po' aumentando. Ci sono quei ragazzi che scelgono di avere il loro ambito all'interno della loro camera e stanno per delle ore davanti ai computer con i videogiochi. Cari genitori, vi consigliamo di non togliere immediatamente internet da loro, perché facendo così si crea ancora più rabbia, no? Io e Francesco abbiamo avuto la fortuna di entrare in queste camere di questi ragazzi e scoprire che è bellissimo, c'è un bellissimo mondo quello dei videogiochi, e loro si sentono molto vivi e riescono molto ad avere un ruolo. E quindi la capacità è quella di cominciare a non proprio a giocare con loro, perché non è facile giocare con loro, però a stare con loro mentre giocano e un po' alla volta ascoltarli e beccare quel momento in cui loro dicono qualcosa che ha a che fare con loro stessi e non con il video. E lì può venire una piccola magia, cioè quella di cominciare a far sì che loro si fidino e comincino a parlare di loro. E quindi a quel punto cerchiamo di fare sì che loro scelgano di andare, se non proprio già a scuola, di incontrare lo psicologo o il neuropsichiatra per cominciare a fare appunto una valutazione di un certo tipo. E stanno aumentando questi ragazzi e chiaramente questa è una cosa preoccupante, però insomma c'è da fare dei ragionamenti e infatti anche per questo è nato questo progetto Ti Ascolto, che lavora proprio anche online. Gli altri ragazzi che ci preoccupano un po' sono quelli che appunto decidono di avere la loro seconda famiglia non più a casa loro ma in strada, no? Se noi gli parliamo loro dicono la mia famiglia sono i miei amici in strada, ed è chiaro che questo è forte, perché chiamare un gruppo di amici famiglia è molto potente. È chiaro che alle volte ci sono delle trasgressioni che poi diventano pericolose e rischiose, e anche in questo caso la capacità è di andare con loro in strada e anche di fargli intuire che in effetti ci sono delle cose che diventano pericolose a tutti i livelli. Ecco, ma non è che in passato, no, Francesco, ci fosse una vicinanza tra adulti e ragazzi maggiore di adesso? Anzi, se vogliamo vederla tutta, insomma, i genitori di adesso sembrano molto più vicini. Questo ha fatto quasi del male, diciamo, no? È stato negativo questa genitorialità nuova. Questo è quello che chiamiamo il gioco, è il gioco di ruolo che i genitori devono avere e devono mantenere. Attualmente i genitori, a volte, non tutti, giocano un po' il ruolo dell'amico, chiaro, perché forse è anche più semplice. Quando entriamo in classe tramite i nostri progetti, che abbiamo la fortuna di incontrare i ragazzi, loro ce la mandano un po' il vissuto del... Però a casa io ho bisogno di qualcuno che entri in trincea, noi usiamo sempre sto termine, perché poi l'adolescenza è sto tempo limitato, e quando spieghiamo ai genitori che è un tempo limitato un po' si sollevano, però è un tempo limitato duro, ed è un tempo di trincea dove non si deve mollare, perché i ragazzi chiaramente ci mettono alla prova. Allora, che sia la scuola tramite i prof, o siano i genitori, o siano anche le figure dei nonni sono importanti, perché adesso ce le giochiamo tantissimo per un discorso anche di tempo e di quant'altro.
i ragazzi ci cercano disperatamente, ci cercano come ruoli fissi. E quindi insomma un bel impegno e ci siamo. Allora, qual è, Francesco, il fenomeno che, ci diamo del tuo ormai, ti preoccupa di più tra i ragazzi in questo momento? Cioè, a te cosa impensierisce maggiormente? Beh, sicuramente l'isolamento sociale. Fa paura quando i ragazzi, l'ho detto prima ma lo ripeto, entrano e spaccano e dimostrano, cioè, il fenomeno della trap, che secondo me è emblematico perché poi porta tutta questa aggressività a livello musicale ed è carino anche, è complesso ascoltare le loro canzoni. L'abbiamo fatto ieri io e Enzo con un ragazzo ed è stato molto interessante perché viene fuori tutto questo mondo. No, la cosa che mi preoccupa di più è l'isolamento sociale perché grazie anche ai social, quindi all'uso dello smartphone, i ragazzi riescono a stare in camera per settimane. Noi troviamo situazioni chiaramente un po' che poi diventano patologia, però preoccupanti, perché poi il mondo diventa altro, quindi non si ha più neanche poi la forza di affrontare la realtà, perché la realtà non è semplice e noi lo sappiamo, i genitori lo sanno. E dopo l'altro fenomeno che mi preoccupa molto è che sono soli. Prima si parlava di 3 ragazzi arrivati e isolati, però i ragazzi sono soli anche dentro le nostre case, magari anche da persone che comunque stanno bene e che problemi di soldi non ne abbiamo. Però sono soli, il pomeriggio tanti ragazzi lo passano a casa da soli e è chiaro che magari a scuola arrivano e trovano quell'ambiente altro. La cosa carina, e porto un esempio molto semplice, è che quando entriamo in classe i ragazzi dicono sempre: sai, mia mamma quando arrivo a casa mi chiede come stai e poi mi dice che voto hai preso. Quel come stai a loro invece fa piacere, quel come stai chiede tempo. Chiede veramente tempo. Qui un consiglio che noi diamo sempre ai genitori è: come stai, dedica del tempo, che vuol dire semplicemente prendi tuo figlio e portalo al Mac e stai fuori 2 ore in macchina e magari stai in silenzio, per il silenzio parla, quindi dedicare tempo, assolutamente. Ecco, per cui genitori troppo impegnati, ragazzi troppo da soli e poi questo elemento terzo, diceva, che è lo smartphone, che non c'era in passato e che adesso ha coperto un vuoto, però non in una maniera produttiva. No. Però qui abbiamo una grossa discussione sull'uso o non uso, perché poi quello, allora è chiaro che dai 14 anni, che quello è il limite, ricordiamo sempre, prima lo smartphone non va usato, sarebbe un po' la legge. E in realtà anche questa è lotta spesso all'interno delle famiglie. E poi lo smartphone ti porta in tasca il mondo, ma no un mondo, ti porta in tasca il mondo anche con le forme più brutte. Per cui è chiaro che mettendo determinate parole ti viene fuori veramente la parte più brutta della società. E non solo questo, perché poi anche determinati giochi, perché dai 14 ai 16 i genitori lasciano lo smartphone e vabbè, serve solo per giocare. Sì, ma ci sono giochi veramente poi che portano a una violenza inaudita, per cui è chiaro che va discusso bene. Certamente. Allora, poi c'è tutto il tema, perché giustamente tu dici l'isolamento sociale ed è un pensiero concentrato giustamente sui ragazzi, ed è giusto ed è il vostro ruolo. Poi c'è quello che appunto possono magari provocare invece quelli che manifestano con rabbia, con la famosa questo vincere la noia che ogni tanto porta ragazzi giovani, giovanissimi a compiere dei veri e propri reati, perché poi c'è anche questo tema. Allora io chiederei alla regia, naturalmente premesso che non si sa chi è l'autore di questa cosa che stiamo per vedere, non sappiamo se è una ragazzata, non si sa ancora, magari è un 60enne, noi non lo sappiamo, quindi premettiamolo, ma andiamo a vedere quello che è successo a Ponzano Veneto ieri, ve l'abbiamo già mostrato nei telegiornali, dove qualche buon tempone si è divertito di notte a svitare, lasciare sporgenti questi tasselli di fissaggio di un rallentatore stradale, creando di fatto una barriera di chiodi per le ruote delle macchine che si avvicinavano. Vediamolo. Il servizio sui dissuasori di Ponzano Veneto, regia. Nulla
può essere coperto dalla noia o dalla disattenzione. Qui abbiamo dei gesti che sono scandalosi. Via Calcina Est, Merlengo, la notte dell'Epifania. Coperti dall'oscurità, ignoti, sicuramente muniti di un trapano elettrico, hanno svitato le lunghe viti che tengono ancorati a terra i pannelli che compongono il dissuasore di velocità, rimuovendone del tutto alcune, gettate poi sull'asfalto, ma lasciando le altre sporgenti per una decina di centimetri e mettendo così a repentaglio l'incolumità di automobilisti e motociclisti. Sono stati i residenti l'indomani ad accorgersi dell'accaduto, attivandosi subito per far fronte alla situazione di emergenza. Abbiamo cercato poi di, alla meno peggio, di martellarli giù, di avvisare qualcuno. Fortunatamente abbiamo trovato Antonello Baseggio qui in parrocchia e siamo riusciti insomma a sistemare le cose. Io immagino una moto, un motorino che passa col buio e prende una vite alta 10 centimetri, rischia di schiantarsi, quindi perché fare queste cose? Il comune ha rimesso in sicurezza il rallentatore, certo è che se di ragazzata si è trattato è stato superato il limite, sbotta il sindaco, che ha denunciato l'episodio alla polizia locale e allertato i carabinieri e ora è caccia ai responsabili. Noi abbiamo delle telecamere in zona che in queste ore adesso stiamo verificando per vedere se abbiamo degli accessi di persone che magari possano destare interesse. È chiaro che speriamo di poterli raggiungere e invito queste persone, se sono ragazzi, se sono adulti, a pensarci a quello che fanno, perché qualsiasi gesto ha sicuramente una ripercussione e non può essere che la noia o il divertimento possa essere combattuto con gesti del genere. Allora, questo è l'episodio che noi usiamo come emblematico, insomma, no? Di quelle che possono essere anche azioni che spesso e volentieri, purtroppo, abbiamo dovuto poi dar conto, hanno come protagonisti dei ragazzi. Abbiamo questo che è il servizio più recente, però abbiamo visto scuole vandalizzate, estintori svuotati nei corridoi, insomma, ultimamente abbiamo visto un po' di tutto. Allora, Vincenzo, perché succedono queste cose, secondo lei? Succedono perché alle volte noi non stiamo attenti a capire quali sono le passioni dei ragazzi. Cioè, quando un ragazzo dice che non ha passioni, bisogna un po' lavorare per fare in modo che lui o lei riescano a esprimere le proprie passioni. Perché nella passione ci può essere la musica, ci può essere il teatro, ci può essere lo stare con le persone. E quando loro entrano in una loro passione, diventano più disponibili a non fare delle cavolate. E quindi noi siamo molto attenti a capire quali sono e a non giudicarle come strane, perché alle volte le passioni sono anche molto creative. Quindi dare uno spazio alle loro passioni diventa importante, perché poi trovano chi ha delle passioni simili a loro e questo diventa vincente. Ecco, per cui bisogna in qualche maniera aggirare questo ostacolo e sempre entrare in dialogo, perché quello poi è il tema, assolutamente, no? Assolutamente. Però si fa fatica ed è sempre per mancanza di tempo, mancanza di strumenti. Ma ci sono dei genitori che purtroppo fanno fatica a esprimere intanto le loro emozioni e vorrebbero che siano i loro figli a esprimere le proprie emozioni. Prima diceva Francesco che spesso i genitori chiedono come è andata a scuola. Non basta, cioè invece papà, mamma, prova a sentire come ti senti, perché anche tu magari quel giorno al lavoro non sei stato così bene, raccontalo, perché riuscire a raccontare come adulti le proprie emozioni fa comunque captare ai ragazzi anche l'importanza di dare un nome e un cognome alle proprie emozioni ed è importante in questo momento, soprattutto per i maschi, esprimere le proprie emozioni, perché alle volte il fatto che spesso i ragazzi tipo sei un uomo non puoi piangere non va bene, perché questo veramente favorisce alle volte non delle cose positive per il maschio, che pensa che piangere non sia umano, anzi è assolutamente umano, è assolutamente maschile piangere. Questo è un argomento interessante perché naturalmente si fa un gran parlare delle differenze di genere e purtroppo di quello che può comportare una repressione, insomma, di quello che si è, eccetera, e poi dei rapporti tra maschi e femmine, tra ragazzi anche giovanissimi, no? Abbiamo visto, insomma, vabbè, inutile ribadirlo, il caso di Giulia Cecchettin, che pone un grosso problema senza dubbio da questo punto di vista. Tra l'altro chiederei alla regia di mostrare l'home page del Corriere del Veneto, perché il papà su LinkedIn ha annunciato che torna al lavoro col cuore pesante ma una nuova determinazione, ha detto Gino Cecchettin, che ha postato appunto su LinkedIn per colleghi e clienti questo messaggio in cui appunto annuncia che torna alla sua attività. Possiamo immaginare, insomma, in una seconda fase della sua esistenza senza dubbio, con questa cesura terribile, drammatica che ha comportato la morte di Giulia. Ecco, lì perché il pensiero, mentre parlavamo di questo, è andato naturalmente anche a questa vicenda, no? C'è un'educazione al rispetto degli altri e poi un'educazione sentimentale
che va anche in qualche modo ripensata, no, per i maschi di adesso, i giovani maschi di adesso. Stanno capendo, intercettando i messaggi che arrivano anche da questi fatti, da quelli che cerchiamo anche noi di lanciare, oppure no? Ma secondo me in parte sì, ho visto delle manifestazioni dove i ragazzi erano presenti, anche maschi, e dicevano le loro cose sull'amore, che l'amore non è possesso, bisogna impararlo bene, cioè nel senso che questo è un ragazzo deve capirlo, cioè il possesso non ha a che fare con l'amore, abbiamo visto cosa invece è successo nel momento in cui è stato scambiato il possesso con l'amore. Quindi sì, c'è, e ripeto, come ho detto prima, bisogna che anche noi adulti impariamo a esprimere le nostre emozioni continuamente, di come ci sentiamo, anche quando non siamo a nostro agio nel nostro lavoro, nella nostra vita. I ragazzi hanno bisogno di sentire che siamo umani, assolutamente, però hanno anche bisogno di sentire dei no autorevoli, che alle volte noi genitori facciamo fatica a dare. Certamente. Allora, Francesco, perché dicevamo, no, insomma, Filippo Turetta ha l'età o quasi di uno dei ragazzi che magari può capitare anche a voi di seguire. Beh, intanto la curiosità, vi è mai capitato di intercettare in questi ragazzi qualcuno che avesse un'ossessione, una fissazione per un altro, per un'altra, e vi abbia portato questa come problematica? Sì, allora su Giulia e Filippo è stato detto tanto e tanto ci sarebbe da dire. È chiaro che la storia, poi ognuno secondo me mette anche del proprio, nel senso che poi c'è l'interpretazione personale che chiaramente ci sta. A livello tecnico, da educatori, quello che possiamo dire è che qui c'era sicuramente una relazione che non era chiara, e però probabilmente erano soli anche all'interno di questa relazione loro due. Giulia ha inviato parecchi messaggi, non colti neanche dalle amiche tra l'altro, quindi questo era un segnale che un po' preoccupa, quindi tante volte ti ritrovi da solo all'interno anche magari di una famiglia o all'interno di un gruppo di amici, questo è il vero tema. Poi quello che è successo chiaramente è gravissimo. Io mi ricordo, e ve lo lascio veramente come ricordo vivo, perché quello che è successo il giorno dopo, entrando in una classe, mi ricordo che noi abbiamo detto semplicemente, io gli ho detto ai ragazzi Giulia e Filippo, sono stato in silenzio 5 minuti e da lì è uscito il mondo, è uscito veramente il mondo, intanto è uscito tutto il mondo dell'informazione che avevano, perché ne è passata veramente tanta. Voi siete stati bravissimi come Antena 3 perché eravate lì e ci avete accompagnato in tutta quanta l'evoluzione della storia, però passa l'informazione di questo. E dopo è stato bellissimo ascoltarli su quello che ha causato in loro. E soprattutto ascoltare i maschietti, perché poi mi ricordo eravamo su a Vittorio Veneto e c'erano 3 ragazzi che si sentivano in colpa e non sapevano fare, quindi noi cosa dobbiamo fare? Cioè noi perché siamo così? Cioè l'identità maschile non è più chiara probabilmente, ma non è più chiara neanche in noi, perché quello che appare come l'emozione, quello che diceva Enzo, forse non è riconosciuto come qualcosa di positivo, e invece è quello che importa veramente. Ma infatti questo ripensarsi, no? È alla base probabilmente un po' di tutto, al di là di quello che può essere il sentimento per un'altra persona, poi ci sono le questioni economiche, nei femminicidi c'è un po' di tutto dentro e siamo tutti d'accordo, i figli, la gestione eccetera. Abbiamo visto quello che è successo a Cinto Caomaggiore pochi giorni fa, probabilmente più vicino a una patologia in quel caso che ad altro, per amor di Dio, però insomma cose che lasciano sconvolti, insomma la mamma di Ravenna ieri eccetera. Non è semplice, io credo, per un maschio, un uomo di oggi, un ragazzo giovane, ripensare un ruolo che era stereotipato in qualche modo, no? Rimettersi, ritrovare un proprio ruolo anche all'interno di una famiglia. C'è chi ancora oggi, nel 2024, risente magari se la compagna guadagna di più, se ha una carriera più soddisfacente, eccetera. Non è semplice uscire da questo solco. No, non è assolutamente semplice, però appunto la cosa che secondo me dobbiamo come adulti controllare è che non dobbiamo reagire in modo positivo quando succede un qualcosa di grave. Cioè quello che adesso noi facciamo dopo quello che è successo a Giulia non può interrompersi, cioè trovare dei dispositivi che aiutino appunto questi ragazzi a continuare a fare delle cose che gli permettono di parlare di se stessi. Cioè che non ci sia una cometa e poi basta, e questo alle volte in Italia succede, che si fanno tante cose quando c'è il guaio, invece noi educatori diciamo che è importante stare nel tempo e nella continuità del tempo di fare queste cose qua. Ecco, infatti Francesco prima lo citava, voi avete diversi progetti, no? Sì. In questo senso, spieghiamo un pochino cosa state anche facendo.
Sì, io credo che la base del nostro lavoro, che tra l'altro riporta proprio a questo, è il consultorio, che ci permette di entrare in maniera proprio diretta. Noi facciamo ad esempio gli spazi neutri, lo spazio garantito il Tribunale chiede che ci sia un educatore in genere, con gli assistenti sociali, i nostri colleghi, dove noi garantiamo la neutralità dell'incontro. Sono storie veramente importanti. Noi incontriamo, tra l'altro, la maggior parte sono papà, che hanno fatto dei percorsi sbagliati, perché chiaramente poi loro lo ammettono anche, e quindi poi entrano in maniera improvvisa in quel reparto di genitori separati con problemi, e là capisci la disperazione di questi uomini, perché poi ci sta l'aggressività, ci sta la disperazione anche, perché poi il papà separato porta con sé una solitudine che è latente, cioè questi chiaramente devono poi dare dei soldi giustamente alla famiglia che lasciano, perché comunque hanno sbagliato, però c'è tutto l'aspetto umano, che non è semplice. Io penso ad esempio, ritornando un attimo a Filippo, da educatore la prima cosa che mi è venuta in mente è la voglia di incontrarlo, perché per me serve veramente la sfida. Perché poi sicuramente adesso lui è il demonio, è quello che ha sbagliato, lo sappiamo tutti. Incontrare queste persone, ed è il grosso del nostro lavoro, vuol dire comunque mettersi in quell'aspetto di ascolto reale anche del lato sbagliato che portano loro, ma anche con un ascolto che deve essere neutro. Ed è difficilissimo, Quando non succede questo, poi si può arrivare ad altro, perché allora lì subentra la disperazione per qualcosa che è successo, è irreparabile, e quindi la mia famiglia io l'ho persa e adesso quindi non so nulla da perdere, e spacco tutto, ammazzo mia moglie, mi prendo mio figlio, lo butto dalla finestra, come gli ultimi dati ci mostrano. E io credo che il nostro grosso del lavoro, grazie soprattutto poi anche alla supervisione dei nostri psicologi e gli assistenti sociali, che tra l'altro noi la nostra fortuna è che siamo delle equip, quindi multidimensionali, e riusciamo a lavorare insieme. Poi sui progetti noi ne abbiamo tantissimi che partono dai minori, dalle colleghe ostetriche che sono bravissime, perché anche il bimbo che ti arriva in casa, e questo è l'aspetto carino della cosa, però quando ti arriva... carino, però dirompente. Esatto, e ti stravolge la vita. E non tutte le famiglie poi sono pronte. Adesso vanno di moda i corsi per i genitori, dove si impara a diventare genitori e ti danno pure il certificato. È una cosa carina. Per carità, è una cosa in più, certo. È una cosa in più. E dopo abbiamo un sacco di altri progetti. Siete nelle scuole, diceva prima? Nelle scuole noi abbiamo il progetto Ti Ascolto, che è nato 3 anni fa, www.tiascolto2, lo trovate in Google, ed è una pagina Facebook molto semplice. Eravamo tutti in casa lì, non sapevamo cosa fare, noi in ufficio, ed è nato sta pagina Facebook dove i genitori possono tranquillamente contattarci e dove noi facciamo della prevenzione, quindi trattiamo vari temi. Anche questo è un gruppo multidimensionale. Poi abbiamo altri progetti che tra l'altro attivi anche nelle scuole sti giorni. Sì, ci sono 2 progetti che sono anche importanti perché sono triennali. Come dicevo prima, se un progetto dura soltanto un anno non va bene, invece in 3 anni è possibile. Ad esempio uno si chiama Giovani in Centro, e il tentativo è di coinvolgere i ragazzi che vanno nelle scuole superiori, in alcune scuole superiori, e con loro provare a fare un progetto che permetta ai ragazzi di trovare le loro passioni, ma di avere anche degli adulti che ci sono, che gli danno una mano. Quindi vuol dire mettere insieme il comune, le associazioni, i genitori, in modo che veramente il poter fare delle cose legate alle proprie passioni sia possibile, perché non tutti possono portare avanti le proprie passioni, perché dipende anche da quanto costano queste passioni. Invece le passioni, ribadisco, sono essenziali da sistemare. Certo, ma quando è che una famiglia, dei genitori devono chiedere aiuto? Devono chiedere aiuto quando sentono che c'è qualcosa che non funziona nella testa dei ragazzi, e anche nella loro testa di comprendere che in qualche modo alle volte bisogna chiedere aiuto, perché non è facile fare i genitori, e quindi chiedere aiuto diventa arricchente, perché vuol dire anche sentire che da soli non si può fare tutto. E quando questo accade e i genitori si mettono in discussione, accadono dei miracoli, nel senso che accade che poi dei ragazzi stanno meglio, e questo per noi è chiaramente un regalone quando succede, perché vuol dire che tutti ci abbiamo messo un pezzo importante, insomma. Ridiciamo il nome di quel profilo, di quel portale, Francesco. Sì, Ti Ascolto US2, si entra in un qualsiasi motore di ricerca e si cerca
www.tiascolto-us2. Questo è un progetto che tra l'altro dà la possibilità, dicevo prima, di contattare immediatamente noi professionisti, però anche c'è tutto l'aspetto formativo. Tanto noi adesso abbiamo un interessante, perché poi da Ti Ascolto, gruppo Facebook, sono nati dei spin-off, noi li chiamiamo tecnicamente così, che sono ad esempio Ti Ascolto a scuola e Ti Ascolto genitori. Ti Ascolto a scuola, noi entriamo a scuola e chiediamo ai ragazzi di realizzare dei video dove loro si presentano. Abbiamo fatto Vittoria, adesso da domani siamo il Duca, ed è una cosa bellissima, perché poi ascoltare i ragazzi e vederli, noi in realtà non gli diamo dati, non gli diciamo come fare il video, perché loro sono veramente più professionisti di noi, però quello che ci regalano, che è il loro mondo, è pazzesco. E hanno sempre la capacità di stupirci, tra l'altro, perché se noi ci mettiamo in ascolto dei giovani capiamo che c'è un mondo che è sicuramente ha bisogno di noi come appoggio, però ha delle ricchezze pazzesche. Questo. Beh, è bello questo entusiasmo, vero? Perché questo calore, questo entusiasmo, penso che se no questo mestiere non si riesca neanche a fare se non si ha questa passione per i ragazzi, per i giovani. E poi io credo che lavorare con i ragazzi, con i giovani, con i bambini mantenga in qualche modo giovani, curiosi, pronti alla sfida, come diceva Francesco. Niente, il nostro tempo è finito, anche se parlerei di questo argomento molto più a lungo e più volentieri. Allora, abbiamo detto alle famiglie, insomma, che ci sono questi supporti, questo portale, si può chiedere aiuto se c'è necessità. E questo è importante. Io ringrazio Francesco Biasin e Vincenzo Lattanzio, educatori professionali dell'US2, per questo spaccato anche dei ragazzi di cui parliamo in maniera un po' troppo frettolosa e superficiale tante volte, invece è giusto andare a vedere, di capire cosa hanno anche in testa, come rapportarci con loro, che sono, si dice banalmente, il nostro futuro, ma è una grandissima verità. Io ringrazio Alessandro Granziera e Renato Capoglia in regia. Vi ricordo questa sera dalle 21 l'appuntamento con Ring, la nostra prima serata dedicata all'attualità politica con il nostro Ferdinando Avarino. Si parla del discusso park interrato in Piazza Vittoria a Treviso, quindi puntata focalizzata su questo, come il nostro sondaggio di oggi. Ospiti della puntata di Ring saranno Andrea De Checchi, assessore della Giunta Conte, e Giuseppe Basso, capogruppo ai 300 per la maggioranza, Marco Zabai del Partito Democratico, l'ex consigliere Giampaolo Sbarra, che è un volto storico della sinistra trevigiana, per l'opposizione, l'altra parte, insomma i contrari a questo park, e ci sarà come ospite anche il giornalista del Gazzettino Paolo Calia. Io vi ringrazio per averci seguito, adesso come sempre le previsioni del tempo e poi, attenzione, il film Eureka, pellicola dell'83, sappiate che c'è un cast di tutto rispetto, Gene Hackman, Teresa Russell, Mickey Rourke e Rutger Hauer, quindi una vicenda di un cercatore d'oro, quindi avventura che non è da perdere. Grazie a tutti per averci seguito e buon pomeriggio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'Italia risentirà dell'afflusso di correnti fredde di origine artica. Ci aspetta un tempo stabile e un temporaneo aumento del freddo, con il clima che dopo una lunga fase di caldo anomalo tornerà ad avere un sapore più invernale. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 9 gennaio evidenzia un ampio soleggiamento, nessuna precipitazione, solo qualche nube in transito nella seconda metà della giornata. Temperature, come detto, in calo anche sensibile, minime tra -2 e 2 gradi, massime tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, con cielo sereno o poco nuvoloso, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in buona parte soleggiato ma con nubi in aumento a partire dalla serata. Temperature minime tra 1 e -3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.